Torniamo a occuparci dell'episodio di gastroenterite che ha colpito un gruppo di ragazzi delle medie di Torreglia, ospiti a Coredo, frazione del comune di Predaia, provincia di Trento, in Val di Non. Nel nostro servizio facevamo riferimento all'ordinanza 125 del 22 luglio 2024, firmata dal sindaco di Predaia Giuliana Cova, che obbligava alla bollitura dell'acqua ad uso alimentare, ordinanza emessa in via precauzionale limitatamente alla frazione di Torra sulla base di riscontri oggettivi esito delle analisi di laboratorio. Diversi precisa il sindaco Cove in una nota inviata alla nostra redazione gli acquedotti che servono le frazioni di Torra, interessata dall'ordinanza, e di Coredo, dove si stava svolgendo il campo scuola. L'episodio di gastroenterite, scrive il sindaco, non ha quindi alcuna correlazione con l'acqua del rubinetto. Infatti sembra che la causa probabile dell'epidemia sia stata un'infezione virale che si diffonde comunemente tra i bambini in ambienti affollati come scuole, asili, ospedali e campi scuola. L'acqua della frazione di Coredo risulta conforme agli standard di sicurezza, precisa il sindaco Cova. L'ordinanza emessa il 22 luglio e la gastroenterite che ha colpito i ragazzi hanno quindi avuto una concomitanza di tipo temporale.